contagiati oggi saranno circa un po' meno come ospiti di 1000, però tenete conto che noi lo sapevamo, man mano che noi facciamo i tamponi, perché appunto screenando una popolazione di 30.000 più 30.000 sono gli ospiti, 22.000, 23.000 sono gli operatori, voi capite che è chiaro che insomma facendo il tampone a tutti i numeri aumentano. Le case di riposo sono l'osservato speciale nel contenimento in Veneto del contagio di Covid-19. Il virus colpisce e aumenta di pericolosità nelle persone in età avanzata e la Regione sta rafforzando controlli e precauzioni nelle strutture che le ospitano. In base all'ultimo piano regionale di sanità pubblica, ogni azienda sanitaria ha costituito delle unità mobili composte da infettivologi, pneumologi e geriatri che stanno effettuando una fotografia dettagliata di ogni realtà. Abbiamo chiesto a ogni azienda di fare l'analisi del rischio struttura per struttura. Cosa vuol dire? Capire all'interno di questa struttura ci sono casi positivi, se i casi positivi sono separati, quindi sono posti in una struttura in modo isolato rispetto ai casi negativi, se non ci sono percorsi che si incrociano, il problema è legato appunto agli operatori che sono all'interno. Circa ogni 48 ore i direttori generali delle ULSS si confrontano in videoconferenza con tutte le strutture per anziani della propria zona di competenza. Da martedì 7, quindi, le singole aziende, in base ai dati raccolti, potranno anche procedere a trasferimenti da casa di riposo a casa di riposo per raggruppare i positivi e i negativi al coronavirus. Parallelamente si stanno rafforzando le misure di protezione anche del personale. Quindi le mascherine piuttosto che le tute, soprattutto le tute, insomma i presidi, quelli essenziali dove ci sono casi, con un invio giornaliero all'azienda sanitaria che poi distribuisce su tutto il territorio, perché l'azienda sanitaria poi distribuisce l'invio giornaliero che noi diamo di questi PPI alle strutture sanitarie, quindi ai propri reparti, all'interno degli ospedali, ai medici di medicina generale, alla continuità assistenziale, ai pediatri di scelta, alle strutture per anziani e alle strutture per disabili.